Bentrovati amici a Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo dell'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera di Catania. Sono diverse le attività che vengono svolte in mare. Il mare è un bene prezioso. Pensiamo a quanti vivono per le attività che svolgono in mare, non solo i pescatori, ma chi ha, per esempio, chi gestisce un lido balneare. Pensiamo al mare anche come località di divertimento. In estate sono tantissimi i bagnanti, le persone che amano trascorrere le proprie vacanze in riva al mare o comunque in località balneari. Ma il mare è anche un bene da tutelare, pensiamo ai fondali, pensiamo alle coste. Ecco, l'attività della Guardia Costiera è molteplice, si svolgono tantissime operazioni in mare e di questo parleremo, anche della sicurezza dei bagnanti ovviamente. Di questo parleremo con il comandante Francesco Pantano, che ringrazio per essere qui con noi in studio, capo reparto operativo della direzione marittima della Guardia Costiera di Catania. Se volete rivolgere delle domande per chi per esempio ha un natante, fa delle attività di diporto, insomma potete farlo con un messaggio al 342 74 55 005. Ben arrivato. Allora, cosa sono e quante sono queste attività che chiaramente in estate vengono rafforzate da giugno a settembre? Insomma, le vostre attività in mare sono più presenti, come dire. Sì, grazie. Intanto la volevo ringraziare per l'invito, perché per noi è un'occasione molto importante per poter fare una diffusione di quella che è la cultura della sicurezza del mare. Il Comando Generale e quindi a cascata anche tutte le direzioni marittime d'Italia, e per cui anche quella di Catania, organizza l'operazione Mare Sicuro, che ha inizio da giugno fino a settembre, e quindi i nostri uomini si preparano per poter fare questa attività di prevenzione, per poter garantire la sicurezza dei bagnanti. Perché per noi fare la prevenzione è una cosa fondamentale. La cultura del mare si può affermare principalmente se si può far passare un messaggio di sicurezza con la prevenzione. Abbiamo delle pattuglie sia a terra che a mare che riescono comunque a fare un'attività di vigilanza sulle fasce balneari, soprattutto per quello che riguarda gli stabilimenti balneari, ma anche quelli sulle spiagge libere. Alcune belle immagini che abbiamo girato grazie a voi nei giorni scorsi. Sì, questi sono i nostri mezzi che sono ormeggiati a Catania e fanno attività di polizia ma anche di salvataggio. Quelle sono le nostre motovedette, sono in mare dalle 8 di mattina alle 8 di sera, che praticamente sarebbe... Quindi 12 ore al giorno. Sì, la fascia riservata alla balneazione, quindi la facciamo coincidere come tipo di presenza sia in mare che a terra, con delle diciamo, squadre organizzate per poter fare una turnistica e garantire per 3 mesi d'estate questo tipo di attività. Ecco, intervenite, spesso i bagnanti si lamentano di persone che magari in motoscafo con queste moto d'acqua arrivano fino quasi alla battigia, insomma sfrecciano in mare. Ecco, voi se vi accorgete di questi atteggiamenti e questi chiaramente intervenite con assolutamente, dottoressa Barbagallo. Noi infatti la nostra prevenzione serve proprio a questo. La presenza della motovedetta scoraggia dei comportamenti illeciti, tant'è vero che i nostri uomini lì per mare ci stanno soprattutto non soltanto per fare prevenzione, ma anche per far rispettare l'ordinanza di sicurezza balneare. Gli acquascooter per poterli condurre hanno bisogno di una patente nautica, il personale deve essere formato, quindi la presenza di comportamenti non proprio sicuri sotto costa vengono in certi sensi una forma di prevenzione con la nostra presenza, ma non siamo anche lì per poter fare anche un'attività di repressione laddove è necessaria, appunto per tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Verificate anche se chi sta per esempio, se chi è su un motoscafo ad esempio lo sta guidando proprio la persona che ha il brevetto, oppure lo cede al figlio, alla moglie, possibilmente non possono farlo? Guardi, per i natanti da diporto, diciamo quelli che non hanno obbligo di patente nautica, diciamo che comunque sì, c'è chi va per mare comunque deve essere identificato con una carta di identità, però per chi ha necessità di patente nautica noi verifichiamo la validità e comunque che sia in corso di validità e che comunque sia l'abilitazione corrispondente al tipo di imbarcazione che stanno
conducendo, quindi questo tipo di controllo viene fatto sistematicamente, ma soprattutto viene controllato quelle che sono le dotazioni di sicurezza, ovvero salvagenti individuali per ogni persona a bordo, per estintori, che il motore sia certificato per tipo di unità che sta andando per mare, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che è l'aspetto sicurezza e navigazione da noi viene assolutamente attenzionato. Certo, sembrano delle norme rigide, ma poi in realtà sono proprio queste che preservano ed evitano tantissimi incidenti. Quante volte sentiamo di persone che in maniera incauta si tuffano in posti dove non è possibile farlo, oppure sfidano un po' le onde del mare e insomma andare per mare non è una passeggiata, come si suol dire. Il mare è comunque un ambiente da rispettare al 100%, non soltanto d'estate ma tutto l'anno, quindi chi fruisce del mare deve farlo soltanto con la rilassatezza di chi può godere di questo bene che è importantissimo. La nostra opera di prevenzione è fondamentale. Noi, per esempio, mi piace in questa occasione sottolineare un progetto bello che fa il Comando Generale e che tutte le cabine di porto in Italia fa: la prevenzione a scuola. Noi mandiamo dei nostri ufficiali a fare delle presentazioni sulla tutela del bene mare, sia dal punto di vista della sicurezza, ma soprattutto anche della tutela ambientale. Quindi per noi la cultura già dalle basi, dalla formazione, dalle scuole elementari, scuole medie e anche scuole superiori, è una forma di sensibilizzazione che viene fatta ancora prima della stagione balneare. Rispettare il mare, appunto, non gettare degli oggetti, non sversare in acqua degli elementi che possono inquinare, quindi anche in questo state molto attenti. Ci sono diverse fabbriche, per esempio, tante volte sono state multate perché sversano in acqua dei liquami. Ecco, preservare anche le coste, anche quella è un'operazione che riguarda il mare sicuro. Assolutamente, la tutela ambientale comunque è un nostro core business a livello nazionale, quindi un'attenzione particolare che fa il Corpo delle Linee di Porto e Guardia Costiera a livello nazionale, a maggior ragione in ambito locale. Noi abbiamo da tutelare soprattutto l'area marina protetta dell'Isola dei Ciclopi, che è un'area marina già istituita da tantissimo tempo e è fruita da tanti utenti. L'attenzione degli scarichi viene fatta sistematicamente, ma non soltanto d'estate ma tutto l'anno corrente. Noi abbiamo del personale specializzato che è abilitato per poter fare dei controlli ambientali, per poter fare dei prelievi e così monitorare la qualità delle acque. Quindi qualità delle acque importantissima, e anche abusi edilizi. Sì, l'abuso edilizio viene contrastato appunto con la forma di controllo del territorio. Appunto queste pattuglie, le nostre pattuglie automontate che le vigilano lungo la costa, non fanno altro che una forma di prevenzione e controllo delle concessioni, e se c'è qualche difformità e quindi qualche abuso viene sanzionato, viene fatta la denuncia alla Procura della Repubblica e poi fare il suo corso per poter sanare o eliminare questo tipo di abuso. Avete iniziato da poco per quanto riguarda l'attività di Mare Sicuro, da giugno abbiamo detto, ma avete già effettuato delle contravvenzioni, delle multe? Ci sono già state delle persone che sono state sanzionate? Beh, qualche sanzione per dotazioni di sicurezza mancanti sulle notate di porto sono state fatte, però devo dire anche che il comportamento dei diportisti è molto migliorato nel corso degli anni. Questo qua lo notiamo noi tutto l'anno, insomma, che la cultura della prevenzione serve, perché noi prima di fare i verbali amministrativi o le denunce penali facciamo una grandissima opera di sensibilizzazione, quindi non soltanto sui diportisti ma anche sui concessionari di stabilimenti balneari, nel rispetto della ordinanza di sicurezza balneare, del bagnino di salvataggio che abbia le dotazioni correttamente e in buono stato di uso. Quindi questo è un tipo di controllo che, se laddove non dovesse mancare qualche tipo di dotazione, viene sanzionato con un verbale amministrativo. Ma devo dire che
Negli ultimi anni la collaborazione degli stabilimenti balneari, dei concessionari è veramente elevata, perché la cultura oggi della tutela della sicurezza del mare e dei bagnanti è veramente elevata e non dobbiamo registrare comunque particolari momenti di difformità nel rispetto alle regole. E questa è una buona notizia, quindi significa che nel tempo state raccogliendo i frutti di quanto, Sì. come dire, del vostro impegno nel veicolare certe, Sì, certe guardi informazioni. dottoressa, sono quasi 20 anni che facciamo l'operazione Mare Esatto. Sicuro, sono tantissimi anni, quindi ormai l'utenza del mare ci conosce bene, comunque le nostre divise quando girano per le spiagge o sul mare vengono osservate con piacere. Noi siamo a servizio del cittadino, siamo a servizio dell'utenza del mare, qualsiasi tipo di utenza, che sia un'utenza diportistica, di bagnanti, ceto peschereccio, navigatori, tutto quello che sta per mare, noi siamo a servizio di questa gente. Certo, intanto stanno iniziando le prime domande, le rivolgo quella appena arrivata, se si può mettere un freno alla pesca a strascico a pochi metri dalla riva e ai pescatori di telline nella riserva del Simeto fino ad Agnone. Si trovano, dice, a pochi metri dalla battigia dove fare il bagno. Questo è un illecito? Sì, questo è un illecito che noi facciamo una forte repressione, non soltanto con la vigilanza pesca in forma di prevenzione, ma anche di sequestro delle reti e sequestro del pescato in una denuncia penale. L'attenzione per rispetto di chi pesca a strascico è elevata, soprattutto per chi rispetta le regole, perché noi il pescatore che pesca a strascico rispettando le regole lo rispettiamo e sanzioniamo chi non rispetta queste regole appunto per tutelare chi pesca in maniera legale. Questo tipo di attività è assolutamente attenzionata. Per quanto riguarda le regole su dove si può pescare o meno, questo riguarda una legislazione regionale che comunque consente di fare una pesca a strascico a una certa distanza dalla costa in maniera legale. Certo, in questo caso il nostro telespettatore ci sta segnalando, diciamo, invece, da quel che comprendo, una pesca che non è proprio in linea con la legislazione. Bene, ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, nel frattempo potete scrivere e rivolgiamo le vostre domande al comandante Francesco Pantano. A fra poco. Eccoci rientrati in studio, stiamo parlando di sicurezza in mare, dell'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera. Con noi il comandante Francesco Pantano, che è capo reparto operativo della direzione marittima della Guardia Costiera di Catania. A proposito, comandante, la Guardia Costiera di Catania le sue attività le svolge non solo a Catania ma in tutta la Sicilia orientale? Assolutamente, in tutta la Sicilia orientale, che parte dal fiume Pollina fino al Dirillo e sarebbe al confine con la provincia di Milazzo e fino a quella di Ragusana di Pozzallo. È un'estensione di oltre 500 km di costa, ci sono più di 65 comuni rivieraschi in cui noi facciamo riferimento e l'attività della Guardia Costiera si concentra soprattutto in questa fascia costiera. Noi abbiamo la competenza di tutta la Sicilia orientale per Mare Sicuro. Esatto. Ci sono diverse persone che ci stanno scrivendo, ecco, non telefonate ma scrivete se volete rivolgere delle domande o volete fare delle segnalazioni. Potete farlo con un messaggio al 342 74 55 005, anche se abbiamo pochissimi minuti. Comunque diversi messaggi stanno arrivando di persone che si lamentano di moto d'acqua, d'acqua scooter che scorazzano proprio vicinissime alla riva. Dice: cosa si può fare? Ecco, in questi casi se qualcuno nota degli atteggiamenti poco consoni che non sono in linea con le direttive, con le leggi del mare, possono chiamare la Guardia Costiera. Come ci si deve comportare? Assolutamente, c'è un numero 1530, un numero gratuito che è proprio atto non soltanto per la sicurezza della salvaguardia delle vite umane in mare, ma anche per fare delle segnalazioni legate appunto di gente che naviga sotto costa. Noi valorizziamo tutte le segnalazioni in tempo reale e dirottiamo per esempio una di quelle motovedette di polizia marittima che si trovano a pattugliare in quel momento. Le moto d'acqua sono attenzionate, controllate, ma non soltanto loro, ma anche altre imbarcazioni, piccolini gommoni che dovessero avvicinarsi sotto costa. Noi siamo pronti a raccogliere qualsiasi tipo di segnalazione. Esatto. Cosa rischia
una persona che non rispetta, appunto, che mette a repentaglio la sicurezza, la vita di chi sta facendo il bagno in quel momento. C'è la sanzione amministrativa ai sensi del codice della navigazione, ma anche dell'ordinanza balneare, e comunque è molto elevata come tipo di sanzione, quindi è anche un deterrente per chi dovrebbe commettere questo tipo di informazioni. Quindi si rischia una bella sanzione amministrativa molto elevata, che si sulle migliaia di euro. Migliaia di euro, anche per chi guida un acquascooter. Quindi insomma bisogna rifletterci bene prima di fare gli scapestrati, come si suol dire. Ma se dovesse sfociare sul penale c'è anche il sequestro del mezzo, comunque ci sono anche comportamenti pericolosi che possono anche portare al sequestro dell'acquascooter. Un altro nostro telespettatore, si chiama Massimo, dice: quanto ci si può allontanare dalla costa con la canoa? Allora, fino alla fascia dei 300 metri può essere fatto tranquillamente, che è la fascia di sicurezza balneare, è indicato proprio sulla ordinanza di sicurezza balneare. E sotto questa fascia può essere fatto questo tipo di attività sportive in massima sicurezza, perché è quella vietata nei confronti di acquascooter e natanti a motori in generale. Quindi il diportista o il bagnante si può sentire tranquillo che su quella fascia non ci sarà nessuno. Non ci sarà nessuno. E per quanto riguarda i fondali, i sub, anche loro devono stare molto attenti, avere le attrezzature necessarie. Sì, i subacquei devono avere, perlomeno sicuramente, devono andare comunque almeno con 2 persone per la loro sicurezza. Devono avere una barca appoggio, devono avere segnalamenti con dei palloni, appunto per potersi fare evidenziare nei confronti soprattutto di chi va a motore. Se ci si immerge vicino alla costa problemi non ce ne stanno, perché comunque quella è una fascia riservata al diporto e alla loro balneazione, quindi è la loro attività, diciamo, di immersione, quindi non ci dovrebbero essere problemi di incidenti. Ma è importantissimo che abbiano il pallone di segnalamento, perché se si dovessero allontanare dalla costa magari una canoa potrebbe anche vederlo e che può navigare su quella fascia di balneazione, e quindi va bene. Mentre per un motoscafo o una barca già è più complicato vedere un sub se si è allontanato. Ma si può allontanare il sub dalla costa? Sì, si può allontanare se questa attività è correlabile, tipo se dovesse fare un'immersione a 20-30 metri, ci stiamo allontanando a 100 metri dalla costa, si può fare tranquillamente. Chi non può navigare è nella fascia di 300 metri se la battigia è di spiaggia, oppure 150 metri se la costa a picco, quindi diciamo che il sub è in una fascia di sicurezza in quella situazione là. Quindi è meglio evitare di allontanarsi ulteriormente, perché lì i rischi diventano maggiori. Di buon senso, è una questione di buon senso, ma non c'è una legge, diciamo, che lo obbliga a stare quanto più vicino. Se non è disciplinato dall'ordinanza balneare, no, non c'è nessun tipo di obbligo. In quel caso però è consigliabile avere una barca accanto. Certo, la barca appoggio è fondamentale, perché è quello che può eventualmente delle persone che stanno sulla barca in maniera tale per dare l'allarme se dovesse sentirsi male. Noi siamo pronti a intervenire in tempo reale, perché poi questo succede anche magari sommozzatori che si sono persi, per esempio all'Eolio un paio di settimane fa, il suo amico, diciamo, compagno di immersione ci ha fatto la segnalazione, noi comunque la nostra motovedetta siamo andati lì, la siamo andati a trovare, semplicemente si era perso il pallone, lui aveva perso i riferimenti e noi l'abbiamo recuperato la nostra motovedetta. Sono cose che possono succedere. Certo, quindi è importantissimo ricordarsi questo numero di telefono, 1530, proprio per qualunque segnalazione, per qualunque emergenza, insomma. È scritto anche chiaramente sull'ordinanza di sicurezza balneare, e quindi anche su tutti gli stabilimenti balneari l'ordinanza è esposta per legge, quindi è di facile reperimento. Arrivano altre domande, non so se possiamo rispondere, perché non si parla più di mare, ma si parla di chi mette la musica a tutto volume a mare. Non so se è di vostra competenza, sinceramente. Ma la musica a mare a tutto volume non è una nostra competenza, ma rientra tra quello che è l'educazione di ognuno di noi, che comunque... Certo, quello è ordine pubblico, diciamo, non è di vostra... No, non è disciplinato da una normativa della quiete specifica. Pubblica potrebbe essere, ma non so, appunto, non... Guardi, in navigazione non so cosa può essere il disturbo alla quiete pubblica, ma posso immaginare magari qualche imbarcazione che si mette alla fonda vicino alla costa e magari si usa dare la musica. Immagino
immagino che in questo caso il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice parli dei lidi che mettono magari ad alto volume la musica, e invece in quel caso bisogna chiamare i vigili urbani, che comunque hanno la competenza di poter controllare le emissioni sonore insieme anche a funzionari della questura. Certo, ci segnalano la carcassa del cucciolo di Capodoglio a lungomare, che dovrebbe essere ancora rimossa, a quanto pare. Sono stati interessati gli organi competenti per poter fare la rimozione già dal primo momento in cui sono state fatte le segnalazioni. No, la rimozione viene fatta della Guardia Costiera, non è compito vostro. Sì, viene fatta dal comune, degli enti regionali preposti allo smaltimento dei rifiuti speciali, come in questo caso. Certo, quindi è chiaro che è una cosa attenzionata, non è una cosa dimenticata. Ciascuno interviene per la propria area di competenza. Vogliamo dare dei consigli? Siamo proprio alle ultime battute. Ma guarda, i consigli soprattutto è la sicurezza, la tranquillità, la prevenzione, non esagerare nel dover fare un'attività, diciamo, di balneazione appena, diciamo, mangiato a tavola, perché le congestioni sono ancora frequenti, anche se poi non si sentono molto. Stare attenti ai propri bambini, che a noi ci capitano tantissime segnalazioni di minori che si perdono sulla spiaggia. Magari in attimo i genitori sono distratti, i bambini si allontanano e poi per chilometri e chilometri non si trovano, e noi contribuiamo a doverli andare a trovare. Quindi il consiglio sicuramente è la prudenza, la tranquillità. Se c'è un comportamento che può portare pericolo per la sicurezza della navigazione, la balneabilità, chiamare la Guardia Costiera, perché noi interveniamo sia sul territorio, a terra, sulle spiagge, che anche a mare con le nostre motovedette di polizia marittima. Sono diverse le motovedette, sono tante. Sì, noi a Catania abbiamo 2 motovedette per il soccorso, dedicate solamente per il soccorso in mare, H24, 365 giorni all'anno, che sono pronte a mollare in 5 minuti dalla necessità. Poi abbiamo 3 motovedette di polizia marittima, e tra questi sono quelle che contribuiscono alla operazione Mare Sicuro che viene fatto quest'anno. Quindi su Catania, diciamo, da riposto fino al Simeto abbiamo sempre dalle 8 di mattina alle 8 di sera queste motovedette che garantiscono la sicurezza. E riuscite a raggiungere i vari posti in tempi brevissimi dalla chiamata, diciamo, che arriva? Siccome noi siamo già in mare, laddove ci dovessimo spostare in un'altra parte del litorale lo facciamo in brevissimo tempo, magari passeranno 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, però sono mezzi talmente veloci che riescono a coprire distanze in breve tempo. Grazie comandante Francesco Pantano, la ringrazio molto. Il tempo Grazie a voi per l'invito, è stato molto importante per noi Guardia Costiera dare il messaggio sulla sicurezza della balneabilità, che è una cosa estremamente importante e sentita da tutta la Guardia Costiera in Italia. Certo, quindi ricordiamo tutti quanti questo numero, il 1530, se ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, se c'è un illecito, c'è qualche atteggiamento non in regola con quanto può essere prescritto per navigare in maniera sicura, per garantire la sicurezza in mare di chi sta facendo un bagno. Grazie per averci ascoltato fin qui, alla prossima.